Ciao a tutti. Ciao. Allora, io in realtà non dovevo dire niente, però arriva sempre Flavio, l'ultimo minuto, dai Marco, vieni su a dire qualcosa. Vabbè, sono qui. Io vi ringrazio infinitamente per essere qua. Non è facile fare queste cose, non è facile essere qua, non è facile fare quello che stiamo facendo oggi, ieri e ormai da 2, 3, 4 anni. L'altro giorno raccoglievamo firme per le regionali per poter presentare le liste, eravamo davanti a una birreria perché non sappiamo più dove andare a prendere la gente e c'era uno che anziché firmare tutto il tempo è stato lì a chiedere, ma è così, tutto il tempo era lì a 1 metro da noi, non firmava perché diceva che tanto non cambia niente e tutto il tempo è rimasto là a dirci ma chi sei che ve lo fa fare? Ma chi sei che ve lo fa fare? Ma chi sei che ve lo fa fare? Dalle 9 a mezzanotte. E a un certo punto gli abbiamo detto, ascolta, se non c'è nessun problema, se vuoi vai, se no resti qua, ma chi ce lo fa fare? Non lo sappiamo, non lo so chi ce lo faccia fare. Non so nemmeno se sia giusto o sbagliato che lo facciamo, ma io sento che è così, mi viene da farlo. Mi viene da dare mio tempo, come voi state dando il vostro tempo, mi viene da dare mia energia, mia vita per fare questa cosa qua e non so chi me lo faccia fare. In Parlamento, quando siamo arrivati 2 anni fa, ci siamo sentiti alieni, perché era così come quando si facevano i primi banchetti 2 o 3 anni fa, ti guardavano come se fossi ET. La stessa cosa l'abbiamo provata noi quando siamo arrivati in Parlamento 2 anni fa, ti guardavano come alieni. Questa gente che restituisce i soldi, questa gente che arriva alla coscienza, che tutti mi dicono sì, ma cosa bisogna fare, cosa possiamo fare per cambiare? Io dico sempre si va avanti così, ma se ci fosse veramente questa coscienza, che non c'è, posso assicurarvi che se tutti fossimo consapevoli di cosa stanno facendo, di cosa cominceranno a fare per esempio domani in aula che si comincerà a discutere, a votare sulla legge elettorale, se ci fosse questa coscienza totale, io penso che non basterebbero i carri armati per fermare i 60 milioni di italiani in rivolta verso Montecitorio, ma questa coscienza ancora non c'è. È perché è diversa la coscienza che vogliamo creare noi, è una coscienza pulita, energica, ma è una coscienza che arriverà a fare questa rivoluzione o addirittura questa evoluzione culturale che ci porterà a cambiare tutti insieme questo paese. Chiudo dicendo, sempre legandomi al discorso chi ce lo fa fare, perché noi vediamo queste scene appunto alienanti che a volte mi giro verso i miei colleghi e dico no, ma cosa ci stiamo a fare? Cioè veramente cosa ci stiamo a fare qua? Chi ce lo fa fare? E alla mia sinistra ho seduto Vincenzo Caso, che è un onestissimo ragazzo di Milano con cui vado molto d'accordo, e anche lui tra l'altro è napoletano emigrato a Milano. E non so se sapete, ci sono quelle caramelline, le noccioline, quelle colorate, le Smarties o le... Ogni tanto gira sto pacchetto per gli scranni. E un giorno ho detto, Vincenzo, vuoi una caramella? Sì, dammi una caramella. Ne ho prese 2 a caso e le avevo messe lì, 2. Erano una blu e una rossa. L'ho guardato, Vincenzo, pillola blu, dimentichi tutto questo, dimentichi di essere un parlamentare, torni a fare la tua vita normale, torni a fare il cittadino, io ho detto anche un po' pesantemente, col cervello sotto anestesia e tutto questo a te sembrerà normale. Oppure, pillola rossa, continui a fare questa cosa qua, sapendo che lotti contro dei partiti che fanno finta di litigare ma in realtà sono un partito unico, continuando a lottare contro un sistema che cambia le regole durante il gioco, continuando a lottare contro un sistema che non ti dà voce con il sistema di informazione che c'è, che ti toglie voce, continui a lottare comunque sapendo che appunto non troverai forse mai risposta a questa domanda, ma chi te lo fa fare? Pillola blu, dimentichi tutto e torni a fare il cittadino così, pillola rossa, continuiamo a lottare insieme.
lui siccome è un po' golosone, le ha prese tutte e due, ma non è quello il concetto. Il concetto è proprio che lui ha detto: Marco, siamo qui, non si molla, si va avanti, perché questa è la strada giusta, questa è la strada da fare, questa è la strada che oggi tutti uniti possiamo fare insieme per cambiare questo paese. Grazie infinite. Benessere dell'intera Italia, e siamo tutti uniti, così come si chiama la vostra festa, uniti per farla risollevare la nostra Italia da nord a sud, perché il sud serve al nord e il nord serve al sud, tutti veramente insieme per riuscire a svincolarci dal sistema dei partiti che ci ha infilato nel sistema dell'Europa, che non lascia respirare le famiglie, le imprese con questo fisco asfissiante, e poi magari ne parleremo dopo. E purtroppo subiamo l'attacco continuo mediatico carico solo di bugie, però ormai, come si dice, le bugie hanno le gambe corte, ed è vero, perché i soldi nelle nostre tasche sono sempre di meno. Ci possono anche dire che ci fanno pagare meno tasse, ma noi sappiamo ormai, e in questo territorio così produttivo lo sapete ancora di più, quanto sia falso, quanto sia bugiardo tutto il sistema intorno a noi. Ci sentiamo tra pochi minuti, grazie ancora. Buonasera a tutti, avvicinatevi un po' così non devo gridare tanto, altrimenti dicono sempre che grido, però cerco di farmi ascoltare. Abbiamo poco fa ascoltato il nostro sindaco Roberto. Allora lui ha detto una cosa, ha detto che sta cercando di fare tutti i tagli possibili in modo da non farvi aumentare le tasse, però probabilmente non è chiara una faccenda. Qui il nostro bugiardo seriale, il premier Matteo Renzi, ha dimenticato di dire a dicembre dell'anno scorso, quando ha bloccato se stesso nell'aumento della Tasi, che lui non sta mettendo 625 milioni a favore di quei comuni che potevano garantire le detrazioni agli ultimi, a chi ha carico moglie e figli. Quindi quest'anno purtroppo la Tasi sarà ancora più cara. Non c'è soltanto da recuperare le clausole di salvaguardia, che, attenzione signori, sta mentendo ancora. Quello che abbiamo appena approvato è un documento di programmazione, non è legge. La legge dice che da metà gennaio aumenterà l'IVA dal 22 al 24, dal 10 fino al 13. Questa è la verità. Renzi non fa altro che seguire lo stesso percorso di Monti, è uguale. La clausola di salvaguardia che ha scritto lui è automatica, significa che in automatico scatterà l'aumento dell'IVA, ed è inutile che lui ci mostra le slide, perché non servono a niente le slide, servono le leggi, e serve il coraggio e l'autorevolezza di rifiutare i trattati europei, perché qua si parla di povertà, qua si parla di tempi magri. Ma perché ci sono questi tempi magri? Perché c'è questa povertà? C'è questa povertà perché abbiamo le nostre piccole e medie imprese vessate da un fisco ostile, nemico, devono remare contro gli amministratori. Quando dormiamo ancora si parla di questa povertà, perché se non ci dobbiamo muovere nei vincoli europei che loro ignorantemente hanno sottoscritto, compresa la Lega, signori, perché la Lega quando ha votato il pareggio di bilancio ha detto che si era un po' distratto, quando ha fatto approvare Dublino e adesso abbiamo Salvini che va a parlare di immigrazione come se si potesse ibernare il Mediterraneo, è stato lui a concedere al resto d'Europa che fosse la sola Italia a caricarsi questo dramma umanitario. E perché non hanno ancora l'autorevolezza, perché le nostre emozioni stanno incominciando a passare l'Europa. Noi vogliamo le quote, non ce ne prendiamo il 5%, facciamo la nostra parte, ma siccome Renzi che l'Europa dice che l'Europa non deve essere soltanto vincoli, e allora che incominciasse a spedirglieli, perché questo è giusto. Vediamo allora l'umanità della Merkel dove sta, allora vediamo se lei si prende la responsabilità di far morire 800 persone in mezzo al mare, perché gli italiani questo non lo vogliono. Non lo vogliono, ma non possono nemmeno caricarsi un onere così pesante, è impossibile. E Salvini che andasse a lavorare in Europa e a farsi sentire, altro che se ne sta in televisione. Perché la televisione va bene, ma non puoi fare il 95% di assenze. Come puoi incidere allora? Come puoi fare qualcosa? Ma del resto è quello che parla di diminuire le tasse. Signori, nell'alternanza tra PD e PDL insieme alla Lega, basta andare sul sito del Ministero dell'Economia e Finanza, tutti
Tutti hanno aumentato le tasse tra i 20 e i 25 miliardi ogni santo anno a carico nostro, tutti, perché poi parallelamente hanno aumentato la spesa, esattamente quello che stanno facendo ora, perché loro adesso prevedono delle entrate fino a 105 miliardi in più fino al 2019. Hanno stimato una crescita che in queste condizioni non potrà esserci, ma stanno puntando anche le spese ci saranno e agli enti locali li stanno massacrando, perché gli enti locali sono quelli che prestano i servizi ai cittadini e loro non se ne importano niente. Invece le amministrazioni centrali, come ha detto anche la Corte dei Conti, non hanno fatto ancora i compiti a casa, siamo solo noi a doverli fare e adesso non ci sarà altro che tagliare i servizi essenziali perché non ce n'è più risorse, non ci sono più risorse. Ed è inutile che lui continua a sostenere che l'anno prossimo lui potrà fare 10 miliardi di spending sulle nostre tasche. No, a noi questo non va bene. Allora tu devi essere autorevole e serio e andare in Europa e dire: noi la spending la facciamo, efficientiamo questo paese, ma ci vogliono 8-10 anni di tempo, perché se tra due uffici uno non va bene e l'altro va bene, io non devo tagliarne metà di uno e metà dell'altro, ma tagliare quello che non va bene, e per far questo ho bisogno di tempo. Ma nel frattempo io non posso far morire di fame i miei imprenditori che si suicidano, non posso far morire di povertà le famiglie, non posso far mandare il mio figlio a scuola con la carta igienica dello zaino oppure con il caschetto perché altrimenti gli crolla addosso il soffitto. Questo non è un paese civile, questo non è un paese civile, non è il secondo paese manufatturiero che sono le nostre imprese. Da queste imprese non ce ne hanno quasi mai, perché sono le nostre piccole e medie soggette agli studi di settore che ce l'hanno sempre. Ecco perché quella cosa che ha fatto con l'IRAP andrà sì e no il 7-8% alle piccole e medie imprese. Ma perché? Perché si devono sempre aiutare le grandi che non fanno altro che succhiare linfa vitale a questo paese? Noi siamo piccola impresa, noi siamo media impresa, noi siamo quello, siamo imprese familiari, sono imprese con pochi dipendenti che diventano una famiglia. E questa è la verità. E poi adesso usano tutti questi termini inglesi, no? Che fanno chic per il ministro Padoan. Allora dice che dovranno rivedere le tax expenditure. Cosa sono? Sono le agevolazioni fiscali a famiglie e imprese per non aumentare l'IVA. Allora signori, se io vi dico che anziché potervi detrarre il 20% sulle spese sanitarie, ve ne potete detrarre il 5%, sto aumentando le tasse, sì che lo sto aumentando. E se io dico che all'impresa quell'agevolazione non te la do più, tu stai aumentando le tasse, è inutile che ci prendi in giro. E vogliono andare a toccare l'agricoltura, le piccole imprese, le detrazioni sanitarie. E quando parlano di riforme strutturali mentono, perché non sono io una complottista a dirlo, non è il Movimento 5 Stelle a sostenere che vuole stare per forza contro l'Europa, no! In realtà l'Europa, il 13 gennaio del 2015, quando ha comunicato al Parlamento italiano in cosa consiste la flessibilità ottenuta da Renzi, si è scoperto che quella flessibilità non è altro che un'interpretazione delle regole, che però chi interpreterà? Le interpreta Schäuble, il ministro delle finanze tedesco, mica le interpretiamo noi. Allora, ma chi lo ha eletto questo? Ma perché comanda lui l'Italia nelle mie tasche? E perché lui a dovermi dire? Perché l'hanno scritto là, hanno scritto nero su bianco la definizione di riforme strutturali, casomai Renzi non aveva capito. Sono il risparmio all'assistenza sanitaria e pensionistica. Basta con questi governi, diamo un segnale forte, non dobbiamo cambiare per forza registro, altrimenti non sopravviveremo a tutto questo. Noi abbiamo bisogno di governi liberi, con le mani libere, che vogliono cittadini liberi. Grazie, purtroppo piove sempre di più. Io vi saluto, mi trattengo un altro poco qui.
purtroppo il tempo non è stato clemente con noi, però io faccio un grossissimo in bocca al lupo ai nostri consiglieri e mi raccomando, portate la nostra voce ai vicini di casa, al bottegaio, perché davvero non potremo sopravvivere a tutto questo. Noi abbiamo tutti i requisiti, le carte in regola per vedercela da soli e andare davvero a puntare i piedi in Europa. Noi non siamo la Grecia.